speciale a tre dedicato alla salute, in particolare uno spazio riservato agli specialisti dell'ULSS 2. Saluto e ringrazio i due ospiti che sono venuti a trovarci in studio quest'oggi, il dottor Stefano Benvenuti, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Una buona giornata e ben trovato. E il dottor Antonino Caruso, responsabile dell'ambulatorio malattie infiammatorie croniche intestinali, perché questo, buongiorno dottore, il tema di cui parleremo oggi, tema evidentemente specifico che riguarda, adesso ci dirà il professor Benvenuti, probabilmente una fascia abbastanza ristretta di pazienti che però hanno a che fare con questa problematica. Allora spieghiamo, dottore, cosa sono le malattie infiammatorie croniche intestinali e appunto quanti nella nostra provincia di Treviso all'incirca ne soffrono. Innanzitutto buongiorno a lei e tutti i telespettatori. Naturalmente si tratta di una patologia che colpisce una piccola parte della popolazione della provincia di Treviso, circa lo 0,3-0,4% della popolazione. È stimato che circa 2.500-3.000 pazienti all'interno della provincia di Treviso soffrono di questo gruppo di malattie. Sono delle malattie infiammatorie croniche, come lei ha detto, intestinali, non infettive, quindi non hanno una causa batterica o virale come le comuni malattie infiammatorie di cui spesso capitiamo nel corso dell'anno di esserne affetti, ma delle malattie croniche ricorrenti che incidono un po' per tutta la vita sul paziente. Sono due gruppi di malattie, una si chiama malattia di Crohn, che è una malattia molto diffusa a tutto il tratto gastrointestinale, sia al piccolo che al grande intestino, e l'altra malattia è la malattia ulcerosa, che interessa prevalentemente, anzi esclusivamente, il grosso intestino e il retto. Quindi sono due tipologie di malattie che sono note, sono malattie però che hanno un grosso impatto sulla qualità della vita del paziente, non riducono la sopravvivenza, ma certamente rendono meno gradevole la giornata dei pazienti che ne soffrono. Oggi ci sono nuove terapie che hanno cambiato un po' tutto il decorso della malattia, rientrano nelle patologie autoimmunitarie e a tutt'oggi le cause che la provocano sono in corso di studio. Si tratta per lo più di condizioni genetiche predisponenti e fattori ambientali legati a fattori alimentari, a stili di vita. Queste sono grosso modo le due malattie che fanno parte di questo gruppo e che noi cerchiamo con le terapie di alleviare oppure di mandare in remissione. Quindi dottore, sono queste che ha appena citato sostanzialmente le cause note, possiamo dire, in questo momento per queste due malattie? Allora, le cause della malattia, come le ho detto, sono in corso di studio. Faccio solo un esempio: ci sono le cause genetiche, sono stati identificati diversi geni responsabili o potenzialmente responsabili della malattia tanto per citare, nei parenti di primo grado il rischio di contrarre la malattia è aumentato a testimonianza di una base eredofamiliare di contrarre questa malattia. Ma non sono le uniche cause, perché in realtà le malattie infiammatorie croniche intestinali sono in forte aumento, specialmente nei paesi industrializzati e in paesi sviluppati, dove i cambiamenti anche delle abitudini alimentari e degli stili di vita hanno determinato probabilmente un aumento della causa su pazienti ovviamente che hanno una predisposizione già genetica. Quali sono queste cause? Sono soprattutto alimentari, alcuni componenti della dieta, per esempio una dieta povera in fibre, specialmente in fibre componenti la frutta e la verdura, l'aumento della carne rossa, un certo aumento di consumo di carboidrati raffinati,
e di cibi grassi, in particolare carente in acidi grassi tipo omega 3, ma anche stili di vita cambiati. Per esempio le condizioni igienico-sanitarie migliorate hanno portato un aumentato rischio, come se questo tipo di miglioramento dal punto di vista delle abitudini sanitarie abbiano portato un impoverimento della nostra flora intestinale, perché un altro delle cause che vengono prese in considerazione, specialmente in relazione al cambio del tipo e dello stile di vita e di alimentazione, abbiano portato un impoverimento della flora intestinale che rappresenta il fattore probabilmente scatenante insieme all'alimentazione nell'attività infiammatoria che si sviluppa all'interno dell'intestino. E altre condizioni sono l'aumentato rischio nei soggetti che non hanno un allattamento al seno materno, anche qui rappresentando l'allattamento al seno un fattore di protezione, e come ci sia una incidenza anche legata al consumo specialmente di antibiotici nelle prime età, nell'infanzia, nelle persone. Tutti questi fattori potrebbero avere in qualche modo modificato un po', porterebbero a una modificazione da una parte della flora intestinale in qualche modo molto favorente una vita eubiotica, cioè senza processi infiammatori, e dall'altro associata all'aumento di componenti alimentari che sono pro-infiammatori e potrebbero portare nell'insieme queste due componenti, alimentazione alterata e flora batterica impoverita in qualche modo rispetto a quelle che sono le condizioni di base della popolazione, specialmente che vive in un habitat meno evoluto, ad attivare percorsi infiammatori intraintestinali. Volevo solo fare presente che di flora intestinale non è un aspetto così etereo, poco presente. Stiamo parlando di circa 1 chilo di batteri all'interno del tratto gastrointestinale. Sono circa 100.000 miliardi di miliardi. Sono maggiori delle cellule di un corpo umano. Quindi sono due esseri viventi che si trovano a interfacciarsi uno tra di loro, dove a livello dell'intestino, dove una barriera intestinale deve proteggere questa grossa carica microbica da un tessuto linfatico che è il più grande tessuto linfatico dell'organismo umano. È chiaro che quando queste due tipologie di fenomeni, da una parte alterazioni nell'alimentazione e produzione di fattori che possano in qualche modo avere una riduzione della protezione di questa membrana che separa una parte interna al lume da quella interna all'organismo umano, e cambiamenti batterici possono a un certo punto ad attivare dei percorsi infiammatori intraintestinali. Quindi attraverso questi meccanismi, che sono in corso ovviamente di studio e di approfondimento, sembrerebbe che si siano poi sviluppate queste due patologie nel genere umano. Ecco. Grazie dottore. Allora con il dottor Caruso andiamo proprio a capire quali sono le due differenze principali tra colite ulcerosa, abbiamo detto, e malattia di Crohn che citava il dottor Benvenuti. Allora, partirei dalla colite ulcerosa. È una patologia, come diceva il dottor Benvenuti, che interessa prettamente il colon. Tipicamente l'interessamento del viscere si sviluppa in senso ascendente. Cosa vuol dire questo? Che il retto è sempre malato e poi possono essere coinvolti segmenti a monte, per cui avremo una proctite se è interessato solo il retto, una proctosigmoidite se è interessato il retto più il segmento a monte che il sigma, una colite sinistra quando è interessato tutto il colon di sinistra, oppure si hanno le pancoliti quando avviene un interessamento di tutto il colon. La malattia si caratterizza per una diarrea mucoematica che può essere di entità variabile, qualche scarica al giorno fino anche a 20-30 scariche, con febbre, perdita di peso. Ovviamente tutto questo rende la vita del paziente abbastanza difficoltosa. Le severità quindi possono essere di tre tipi: una forma lieve,
che ha un corrispettivo endoscopico lieve, che corrisponde sostanzialmente a un arrossamento o iperemia della mucosa, uno stadio intermedio o moderato dove ci sono le erosioni, che sono delle piccole ulcerette subcentimetriche, fino ad avere delle ulcere più importanti, abbiamo le forme severe. La malattia di Crohn invece è una patologia che per definizione può coinvolgere qualunque tratto dell'intestino dalla bocca all'ano. È una patologia che interessa a salti l'intestino, questo significa che un segmento malato viene intervallato da un segmento sano di lunghezza variabile. La differenza sostanziale con la colite ulcerosa è che mentre la prima è una patologia della mucosa, che è lo strato più interno, quello a contatto con i batteri, con il lume intestinale, la malattia di Crohn invece è una patologia transmurale. Questo termine significa che viene interessato la parete dell'intestino a tutto spessore. Questo concetto è fondamentale per capire poi il comportamento fenotipo della malattia e le sue complicanze, perché la malattia si estrinseca attraverso tre modalità: una forma infiammatoria dove il coinvolgimento principale è della mucosa e quindi avremo una diarrea, la perdita di peso, la febbre con la serotina che è un altro sintomo tipico di questa malattia. Abbiamo la forma stenosante quando viene coinvolto la parete dell'intestino a tutto spessore con la deposizione di quello che si chiama tessuto fibroso, che è un tessuto inerte dove la terapia medica purtroppo ha un ruolo abbastanza limitato, per non dire nullo, e quando questo restringimento, questa stenosi raggiunge dei livelli di criticità, interviene il chirurgo. Il terzo fenotipo comportamento della malattia è quello fistolizzante. L'infiammazione tende ad approfondirsi nel contesto della parete del viscere fino a creare dei tramiti tra segmenti di intestino vicini, tra intestino malato e organi cavi, vedi la vescica, o tra intestino malato e la cute. Circa il 30-40% dei pazienti affetti da malattia di Crohn presenta quella che si chiama malattia perianale, cioè dalla regione perianale si dipartono dei tramiti fistolosi che poi si trovano il loro sfogo a livello della cute perianale nel gluteo, e spesso questa situazione sottende una raccolta ascessuale, cioè una raccolta di pus che diventa una emergenza medico-chirurgica che prevede un drenaggio chirurgico e successivamente un trattamento antibiotico mirato da parte dello specialista. Dottore, mi pare di capire che sia pressoché impossibile non accorgersi di avere una patologia seria, perché i sintomi sono molto pesanti, sono eclatanti, e sì. immagino sia anche invalidante. Diceva il professore, non limita magari il tempo di vita, ma certamente lo peggiorativo in maniera drastica. Sì, la qualità di vita è inficiata, ci sono diversi studi che dimostrano come una malattia attiva renda la qualità di vita del paziente scadente, andando a inficiare non solo la vita personale ma anche quella lavorativa, riducendo le ore di lavoro del paziente quotidianamente. E c'è, aggiungo qualche spunto, un modo per accorgersene a uno stadio che possa in qualche maniera essere così tale da poter intervenire per tempo, magari non arrivando a momenti, a situazioni acute? Allora, diciamo che poiché la malattia esordisce in giovane età, dai 15 ai 30 anni, ecco l'età media, un paziente che inizia a presentare una diarrea cronica che dura oltre le 4 settimane e se iniziano ad esserci delle tracce di sangue nelle feci, sarebbe bene contattare il medico curante per iniziare a fare qualche accertamento. Prima bio-umorale, quindi esami del sangue, e poi, se necessario, strumentale. Poi il sangue nelle feci sappiamo che è sempre un campanello di qualcosa da approfondire. Dottor Benvenuti, allora lei parlava prima della dieta, no? Che ha un ruolo fondamentale a quanto pare nel favorire, contribuire alla comparsa di questa malattia se è povera di determinate sostanze, come prima accennava, ma può anche avere un ruolo nel curare in qualche modo o contenere la malattia stessa? Allora, naturalmente sono state fatte numerose ricerche in merito. Allo stato attuale possiamo dire che purtroppo quelli che pensiamo siano i fattori che possono contribuire allo sviluppo della malattia, la reintroduzione, per esempio una dieta che è sempre auspicabile, ricca in frutta e verdura, dove le carni rosse siano comunque contenute, favorire il consumo di pesce. Questo per dire una dieta che in generale fa bene un po', diciamo, a tanti ambiti, non solo a questo,
non sembra avere, diciamo, contribuito a incidere sulla possibilità quando la malattia è presente. Quindi su questo possiamo dire poco ai nostri pazienti. La dieta è auspicabile che sia cambiata, perché in genere questo cambiamento di vita è favorevole in generale per la salute del malato, ma che poi, diciamo, aumentare il consumo di acido omega 3 piuttosto che rilevare le carni rosse, aumentare il consumo di pesce azzurro, tanto per dirne alcuni, ma diciamo non è che queste diete così cambino e fanno andare in remissione una malattia attiva. Sono però, diciamo, state suggerite dalle società scientifiche l'adozione di alcune diete, perché poi i pazienti nell'insieme fanno una piccola comunità e parlano tra di loro, e molto spesso vi è, diciamo, la tendenza a credere che quello che al momento che io assumo mi fa stare un po' meglio faccia guarire la malattia. Ecco, da queste cose bisogna un pochino riuscire a separarle. Io posso soffrire di un disturbo che si chiama intestino irritabile, a prescindere che abbia o non abbia questa malattia, e alcune diete possono portarmi giovamento, ma dire che questa dieta poi porti alla guarigione, quindi il malato non ha bisogno di fare una terapia e quindi può saltare la terapia e quindi mettersi a solo un regime dietetico, no. Prendendo un po', analizzando le varie diete, vediamo quali sono i suggerimenti che danno le società scientifiche, perché sono tutti suggerimenti che molto spesso per un passaparola i pazienti spesso applicano. La dieta senza lattosio, allora è suggerita soltanto 10% della popolazione soffre di una carenza di un enzima che si chiama lattasi, che digerisce il lattosio, quindi la presenza di un eccesso oppure anche di contenuto normale di lattosio porta a un aumento della fermentazione intraintestinale e anche uno sviluppo di una flora batterica non favorente. Non è di per sé, diciamo, necessario in quelli che non hanno un'intolleranza al lattosio. Quindi questa dieta, che viene quasi diciamo universalmente applicata dai pazienti, non trova diciamo un giovamento se non nei pazienti che hanno una reale intolleranza al lattosio. La dieta priva di glutine è un'altra dieta che va di moda, diciamo, tra questi pazienti. Questa addirittura in generale, a parte ovviamente nei pazienti che dovessero avere la doppia patologia, cioè la malattia celiaca e le malattie infiammatorie croniche intestinali, non trova nessuna applicazione. Viene invece vista, diciamo, con un certo favore una dieta che prende il nome di FODMAP, che è un acronimo che nasce da inglese ovviamente, tra una dieta a contenuto olido monopolisaccharido e polioli fermentabili, che, diciamo, è una dieta che in generale produce molto gas e che fa bene più o meno a tutti i pazienti che hanno l'intestino irritabile. Ecco, quei pazienti che in remissione, e questo mi tengo a sottolineare per i pazienti che una volta ottenuta la remissione con le terapie continuano ad avere dei disturbi tipo gonfiore, meteorismo e quant'altro, ma sempre all'interno di una patologia funzionale, possono usufruire beneficamente, diciamo, di una dieta carente in FODMAP. Quindi queste sostanzialmente sono le diete. Poi in generale la dieta mediterranea fa bene e contiene tutti quei prodotti che, diciamo, in qualche modo abbiamo identificato, che sono quelli che portano al passaggio probabilmente che nei paesi in via di sviluppo, che si sviluppano nei pazienti poveri che vengono nei paesi ricchi e cambiano l'alimentazione, vanno a cambiare nella loro tipologia di alimenti, ma poi dopo il contrario, nel momento in cui provo a riaggiungere questi alimenti, questi non hanno una funzione, diciamo, curativa in qualche modo. Abbiamo una telefonata, vedo. Buongiorno, chi è al telefono? Buongiorno. Come si chiama? Prego. Da dove ci chiama? Da Spresiano. Sì, provi a dirci allora qual è il suo quesito. Io sono stata con un po' di giorni, fumavo la sigaretta. Non mi ha detto che c'era per polmoni non va. Però dopo, è stata quella che ho fatto cura, mi è venuto che mi manca il respiro.
come mi dice quando parlo, mi blocco un po'. E non so cosa fa. Però non è inerente, mi pare, molto al tema. No. Mi passo di... Le sigarette non le fate da famiglia. Signora, mi scusi, ma lei ha, appunto, ha problematiche inerenti a quello di cui stavamo parlando, cioè queste infiammazioni a livello intestinale, oppure... Io già ho operato al cuore di non mettere la valvola. Mamma, questo coso che si blocca quando parlo, a parte che non ho la lentiera, mi scusi, però mi sta quando sono in piedi perde il respiro. Mi piego tanto. Perde il respiro quando? Poco pertinente. Sì, no, Mi direi... piego perché io ho la socia, scordosi. Certo. Signora, capisco, ma temo che i due specialisti che abbiamo ospiti con noi oggi non trattino esplicitamente questi temi qua. Sa cosa, signora? Appena avremo una trasmissione su queste tematiche, mi pare di capire a livello respiratorio principalmente, ci richiami volentieri oppure lasci il numero in regia che magari la metteremo in contatto. La ringrazio. Grazie signora. Allora, dottore, fin qui la dieta abbiamo detto. Dottor Caruso, le terapie tradizionali, lei prima faceva un veloce accenno anche, poi tratteremo anche questo col dottor Benvenuti, a quello che è il ruolo poi della chirurgia. Come si interviene a livello di farmacologico, immagino, di terapia rispetto a queste due malattie? Allora, la terapia convenzionale ha un cardine fondamentale che è la mesalazina. La mesalazina è un derivato dell'acido acetilsalicilico che esplica la sua azione antinfiammatoria solo a livello della mucosa intestinale. Questo è importante perché la mesalazina funziona solo ad adeguato dosaggio. Dosaggi incongrui, cioè bassi, sono inefficaci, dosaggi troppo alti possono essere dannosi a livello renale. Viene somministrata attraverso due modalità, per bocca mediante compresse. Queste compresse hanno delle tecnologie di rilascio che rendono la compressa gastro-resistente, per cui viaggia lungo il nostro intestino e inizia a sciogliersi lì dove c'è la malattia, cioè nell'ileo terminale e nel colon. La seconda modalità di somministrazione è quella definita topica. Per topica noi intendiamo un trattamento per via transrettale, per raggiungere i segmenti più distali, retto, sigma, colon sinistro in alcuni casi. Queste modalità si attuano mediante i clisteri di mesalazina, le schiume di mesalazina, supposte o gel rettali. Questo perché è importante, come dicevo all'inizio, raggiungere un adeguato dosaggio, perché altrimenti il farmaco purtroppo risulta inefficace. La seconda categoria di farmaci che tipicamente utilizziamo nelle riaccensioni di malattia è il cortisone o la famiglia dei corticosteroidi, che può essere suddivisa in due grosse categorie. Abbiamo i corticosteroidi sistemici e quelli a bassa biodisponibilità. Nel primo caso la molecola sistemica viene utilizzata per le forme più severe, nel secondo caso nelle forme lievi moderate. Nel primo caso il trattamento va in base al peso corporeo del paziente, si fa una terapia a dose massimale per alcune settimane e poi questa viene pian piano scalata fino a completa sospensione della terapia. Perché è importante questo stressarlo, il cortisone non è una terapia che può essere utilizzata in cronico per gli effetti collaterali che possono presentarsi. Lo stesso dicasi per i cortisonici a bassa biodisponibilità, che hanno il vantaggio di avere un elevato metabolismo epatico, cioè vengono lavorati dal fegato, e in circolo la concentrazione del farmaco stesso risulta irrisoria, ma il vantaggio di questi farmaci è che in questo modo non abbiamo gli effetti collaterali tradizionali, ma abbiamo un effetto antinfiammatorio a livello intestinale, ma nelle forme ovviamente un pochino più lievi. Esistono altri farmaci che fanno parte del nostro armamentario e che vengono utilizzati convenzionalmente, che sono gli immunosoppressori immunomodulatori. Quello che utilizziamo per la maggiore è la azatioprina, che è un farmaco che va ad agire sul midollo riducendo l'attività dei globuli bianchi. Il dottor Benvenuti infatti all'inizio diceva che sono malattie del sistema immunitario, quindi noi dobbiamo contenere il nostro sistema immunitario
perché questo agisce in maniera eccessiva contro i nostri visceri intestinali, contro l'ileo o contro il colon. Anche in questo caso questo farmaco va utilizzato dallo specialista perché il dosaggio va stabilito in base al peso corporeo del paziente, bisogna valutare mediante sintomi ed esami del sangue la tollerabilità del farmaco ed è necessario seguire uno screening proprio perché, essendo un immunosoppressore, abbassando un pochino le difese immunitarie, il paziente potrebbe andare incontro a delle complicanze infettive. Ultimo capitolo sono gli antibiotici, ma lo menziono solo brevemente perché negli anni ormai è entrato un po' in disuso l'utilizzo degli antibiotici per trattare l'attività di malattia, anche se in letteratura possono essere utilizzati per prevenire o trattare temporaneamente la recidiva post-chirurgica, in particolare il metronidazolo. Il punto fondamentale è che questi antibiotici utilizzati per lungo tempo danno parecchi effetti collaterali, per cui oggi come oggi li utilizziamo soltanto per trattare le complicanze infettive di queste malattie. Benissimo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? 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 Sì, la sentiamo, prego. Buongiorno, allora stavo vedendo un attimo la trasmissione, ecco premetto che sono un po' ignorante in materia, quindi chiedo adesso, visto che ci sono questi due esperti. Signora, mi scusi, mi può dire il suo nome e da dove ci telefona? Ah sì, scusi, mi chiamo Anna Rosa, chiamo dalla provincia di Venezia, in particolare da Mirano. Grazie. E, mio marito è affetto da una forma di rettocolite ulcerosa cronica, che è da parecchi anni, da circa quando aveva 25 anni, che purtroppo si è un po' scatenata in maniera importante dopo i vaccini. Ecco, questa malattia gli sta causando delle scariche, molte scariche durante la giornata, quindi con perdita anche di liquidi, eccetera, eccetera, insomma tutta una serie di cose, dolori allo stomaco, addominali, eccetera. In sostanza adesso mio marito è in cura con un reparto qua dei nostri ospedali della zona, con dei farmaci, delle terapie biologiche. E, io adesso ho una lettera qua con il nome di questi farmaci, ma forse i medici che sono qua in trasmissione sono al corrente, li conoscono, insomma sono Remsina si chiama un farmaco, e poi adesso sta facendo un altro che qua non lo trovo insomma in maniera così immediata. Volevo capire, sono farmaci diciamo che sono in uso da parecchi anni, da quello che dicono anche i medici che attualmente lo stanno seguendo, però la cosa è che sta andando avanti da circa un anno con questi disturbi, con questa malattia, e non trova proprio tanto diciamo sollievo. E volevo un po' un parere o capire se questi due medici magari insomma, certo, mi danno una breve risposta, così insomma cosa ne pensano, così insomma in generale. Proviamo, dottor Caruso, prego. Sì, il farmaco in questione credo che sia il Remsima, che Sì. fa parte dei biologici, che sono degli anticorpi monoclonali, cioè anticorpi creati in laboratorio, sono monoclonali perché tutti uguali, che vanno ad agire sul processo infiammatorio. Nello specifico il Remsima, che è l'infliximab, va a bloccare una sostanza dell'infiammazione che si chiama anti-TNF-alfa. Sono dei farmaci che conosciamo dalla fine degli anni 90 e che hanno cambiato in maniera significativa la storia naturale di queste malattie, per cui il farmaco è sicuramente un farmaco efficace che addirittura viene utilizzato, si dice, passatemi il termine inglese, rescue therapy, cioè per salvare il colon del paziente nelle forme più severe, se possibile. Okay. Per cui il farmaco è estremamente valido, ovviamente va contestualizzata la risposta perché bisogna vedere esattamente la severità della malattia, l'estensione, quindi sono un po' di cose che vanno valutate nel dettaglio, ma sicuramente i colleghi che si occupano del caso avranno tutto sotto mano e sapranno come intervenire. Nel senso, Posso quindi fare? è una forma, cioè è un processo valido, quindi questo... Sicuramente. Sì. Dottor Però Benvenuti. lui dopo prende anche altri farmaci, il Pentasa, e ancora prende anche del cortisone in quantità limitata, per cui diciamo in questa prassi è giusta, fra virgolette, ecco, è abbastanza
Sì. È abbastanza nota, abbastanza conosciuta evidentemente. Il dottor Benvenuti cosa voleva aggiungere? Volevo fare solo un commento alla domanda, perché la signora ha esordito dicendo ci può essere un rapporto con il vaccino. Purtroppo la rettocolite ulcerosa è una malattia cronica che ricorre e resiste alla terapia, per cui per fortuna sono stati aggiunti alle terapie tradizionali questi nuovi farmaci biologici. Poi i suoi medici sapranno naturalmente, se dovesse avere una resistenza anche al farmaco che si sta assumendo, cambiarli, ma diciamo non abbiamo in questo caso veramente bisogno di scomodare il vaccino che è stato non benefico ma più per l'umanità, e attribuirgli delle colpe che, insomma, che in linea di massima non ha, perché è la tipologia di malattia, che è una malattia purtroppo cronica, che resiste spesso alle terapie e che ricorre. Quindi diciamo quello che è capitato a suo marito purtroppo è la cosa che capita a diversi pazienti, a prescindere, e capitava prima ben dell'epoca in cui diciamo, è iniziata la vaccinazione. Sì, diciamo che in tutti questi anni che lui ha questa malattia non aveva mai avuto un exploit così importante di dolori, di scariche e di altre problematiche, quindi mi viene da pensare che in qualche modo qualcosina possa avere anche aiutato la malattia a scatenarsi di più. Ecco, non sono un medico, per cui appunto adesso lei mi sta dando delle risposte, insomma, ecco così. Grazie signora. Dottor Benvenuti, forse c'è magari anche con l'evolversi, con l'età, con l'andare degli anni, chissà, magari anche un'altalena di quelle che sono le condizioni di queste malattie, più o meno acute. Continuando un po' quello che già avevo accennato alla signora, per dare diciamo, ragione o torto le cause di, in questo caso sulle vaccinazioni e l'insorgenza o la riacutizzazione di una malattia, è chiaro che sul singolo paziente è difficile fare un ragionamento. Dovremmo avere degli studi su un grande campione di pazienti, a confronto tra pazienti vaccinati e pazienti non vaccinati, dove con migliaia e migliaia di pazienti poi le differenze possono emergere. Attualmente diciamo, la storia naturale della malattia porta alla insorgenza di ricorrenza e resistenza alle terapie, e questo è il motivo per cui sono stati diciamo, introdotti nuovi farmaci, e non solo questi nuovi farmaci poi sono stati aggiornati, come potrà anche dirvi il dottor Caruso, con altri farmaci biologici di seconda, terza generazione che possono diciamo, in qualche modo evitare il ricorso a quella che poi è la terapia finale, che è la terapia chirurgica nei pazienti che non rispondono alla terapia con la malattia di cui soffre il marito della signora. Adesso ci fermiamo qualche istante, un velocissimo break, torneremo tra poco sempre per parlare di malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Buon pomeriggio di nuovo in studio con gli specialisti dell'ULSS 2, il dottor Stefano Benvenuti, direttore di gastroenterologia all'ospedale Ca' Foncello, e il dottor Antonino Caruso, responsabile dell'ambulatorio malattie infiammatorie croniche intestinali. Ben ritrovati, riprendiamo dal dottor Benvenuti con una domanda estremamente tecnica, e cioè, visto il ruolo della disbiosi intestinale, la terapia con probiotici, altro tema altra parola che abbiamo imparato a conoscere, no? Anche chi non è addetto ai lavori, funziona, dottore? Allora, la terapia con probiotici è diciamo, l'argomento che va per la maggiore in generale per le malattie gastrointestinali. Naturalmente è stata provata anche nelle malattie infiammatorie croniche, purtroppo con scarso successo, ma non perché non ci sia una base razionale che potrebbe rendere efficace il trattamento, ma perché a tutt'oggi, sebbene abbiamo un'idea su quali siano i batteri che diventano carenti, la cui carenza potrebbe essere alla base, il ripopolamento per via orale in particolar modo non ha funzionato, forse per una questione per tipologia di microbioti, per diciamo, quantità e dosaggi. Abbiamo visto, parlavamo di quanti sono diciamo, i batteri che colonizzano l'intestino, centinaia di migliaia di miliardi, a raggiungere addirittura un peso fisico di 1 chilogrammo, quindi tanti motivi hanno diciamo,
reso questa terapia non inefficace o non hanno dato risposte. Va detto che ci sono però 2 casi in cui la terapia, chiamiamola probiotica ma un po' particolare, ha funzionato. Una di queste è nella colite ulcerosa lieve moderata, che è con il trapianto di feci. È una parola un pochino, tra virgolette, poco appetibile per le persone, ma il trapianto di microbioma fecale ha dato dei risultati anche significativi, non ancora così potenti come i risultati ottenuti con i farmaci, ma il donatore sano, mettiamola così, che è il prelievo dal donatore sano di feci che vengono emulsionate e poi per lo più, diciamo, messe nel paziente per via, diciamo, tramite o colonoscopia o tramite crismi, ha portato a una risposta significativa rispetto al placebo, cioè rispetto al nulla. Quindi, diciamo, ed è una forma di terapia probiotica, perché lì sono i germi che potenzialmente non sono causa di malattia nel soggetto sano. Quindi questo tipo di terapia ha dato dei risultati, non tanto ancora da proporli come terapia di prima adozione per quelle malattie, ma come progetto di studio da portare avanti. Sicuramente, probabilmente, è quello che è venuto fuori più recentemente, che ci siano come dei super donatori che potrebbero dare, diciamo, in qualche modo una risposta migliore rispetto a un campione di persone generali semplicemente non ammalate nel trapianto di microbioma fecale. Poi qualche risultato non particolarmente diciamo brillante, ma comunque c'è stato anche nell'uso dei probiotici tramite instillazione locale nei pazienti con la colite ulcerosa operati che hanno, diciamo, una specie di retto artificiale. Alle volte quell'ampolla artificiale fatta con il piccolo intestino per fungere la funzione del retto, che viene elevato nelle forme severe che ne rispondono alla terapia, può rinfiammarsi e dare dei problemi al paziente. Ecco, anche quello è un caso dove le terapie probiotiche hanno dato dei risultati. Purtroppo sono ancora, per chi ci ascolta, dei risultati insoddisfacenti, però insomma è un passo che ci potrebbe aprire un futuro, diciamo, di risposte anche a queste forme di terapia. C'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Ci sente? Pronto? Sì. Chi è? Da dove chiama, per cortesia? Niente, chiamo dalla provincia di Rovigo, mi chiamo Franco Argenton. Sì, prego, ci dica. Niente, volevo chiedere ai 2 illuminari che avete lì. Io ho 75 anni e soffro da diverso tempo, specialmente nel periodo così primavera-autunno, un po' di colite. Ho avuto il collo irritabile. Attualmente prendevo del Debrida, ma attualmente non lo fanno più in commercio e il mio gastroenterologo mi ha ordinato il Debrum. Può andare benissimo anche quello? Grazie signor Franco. Dottor Caruso, vuole rispondere lei? Sì, ovviamente siamo in un ambito leggermente diverso da quello che affrontiamo oggi, perché probabilmente il signore soffre di intestino irritabile. Il Debridat è un farmaco noto, è un antispastico. Il Debrum che è stato suggerito è un farmaco, diciamo, similare, per cui è sicuramente un valido prodotto e lo specialista che l'ha suggerito avrà valutato pro e contro, ma non c'è nessuna controindicazione, diciamo. Benissimo, grazie. Allora, dottor Caruso, torno proprio da lei per le terapie riferite alle forme severe che si possono mettere in atto e per quelle che invece non rispondono alle terapie mediche tradizionali. Cosa si può fare? Allora, quando si parla di severità di malattia siamo di fronte a un paziente che spesso può richiedere il ricovero ospedaliero, perché paziente defetato con tante scariche di diarrea mucosanguinolenta, anemia, febbre, per cui in certi casi il ricovero si rende necessario. Il trattamento delle lezioni in questi pazienti è, una volta escluse delle complicanze infettive che possono mimare un'attività di malattia, si parte con una terapia
corticosteroidea per via endovenosa, cioè il farmaco, il cortisone, viene somministrato in vena. Questo porta a una rapida risoluzione o miglioramento, dire più corretto, delle infiammazioni e quindi un miglioramento clinico. Perché è necessario, chiedo scusa, fermare, interrompere questo impoverimento dell'organismo. Esattamente, trattando l'infiammazione questo impoverimento dell'organismo, come lei giustamente ha detto, viene un attimino contenuto. Però è fondamentale, qui mi riallaccio al discorso dei pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali, valutare la risposta al cortisone del paziente, perché noi possiamo essere di fronte a 3 scenari. Il paziente fa la terapia steroidea e va meglio e siamo tutti più contenti, ma gli scenari più frequenti purtroppo sono 2. Uno è la steroidoresistenza, cioè il paziente continua a star male nonostante la terapia steroidea. Il secondo gruppo di pazienti sono gli steroidodipendenti, cioè il paziente sta bene col cortisone, ma allo scalare della terapia i sintomi ripartono. Per cui quando si è di fronte a una situazione del genere, ovviamente bisogna trovare una alternativa. Se le terapie convenzionali non vanno, si parte con allora quelle che vengono chiamate terapie biologiche. Poco fa un'ascoltatrice ha gentilmente chiamato e chiesto un chiarimento. Come dicevo prima, sono degli anticorpi monoclonali, questi farmaci biologici, che bloccano l'infiammazione in punti diversi. Immaginate l'infiammazione come una cascata di reazioni chimiche. Il farmaco biologico è un anticorpo che blocca in un punto ben preciso l'infiammazione, con modalità diverse, perché oggi come oggi abbiamo più farmaci biologici. È importante però che questo trattamento venga eseguito previa esecuzione di uno screening. Lo screening sono una serie di test diagnostici che cercano di valutare se il paziente ha delle patologie infettive latenti o dormienti, esempio la tubercolosi, l'epatite B, l'HIV, la mononucleosi, l'herpes zoster, che è l'agente eziologico del fuoco di Sant'Antonio, perché se noi iniziamo questo trattamento e il paziente ha una di queste problematiche, rischiamo di avere una riattivazione di queste patologie, che può essere non facile da trattare nella fase acuta. Quindi una volta iniziata la terapia biologica, questa viene condotta attraverso una fase di induzione, si chiama, ci sono una serie di somministrazioni un po' più ravvicinate, dopodiché se il paziente risponde e sta bene, proseguiamo nel mantenimento che viene fatto periodicamente attraverso 2-3 modalità di somministrazione. In flebo, per cui i pazienti afferiscono ai nostri day hospital, oppure per via sottocutanea attraverso dei device, piccole siringhe o delle penne così chiamate, con le quali il paziente riesce a somministrare a casa il farmaco periodicamente a delle scadenze ben determinate. E poi, dottor Benvenuti, invece c'è il momento in cui deve intervenire la chirurgia. Ecco, nonostante tutte le nuove terapie, una percentuale più alta nei pazienti con la malattia di Crohn, fino a circa 2/3 dei pazienti, e meno alta per la colite ulcerosa, circa un paziente su 5, alla fine non risponde alla terapia oppure la malattia ha dato delle complicanze che non sono più risolvibili con la terapia medica, bisogna ricorrere alla terapia chirurgica. Come abbiamo sentito all'inizio, la malattia di Crohn è una malattia che interessa profondamente tutti gli stati della parete intestinale, quindi la evoluzione di una malattia di Crohn nel piccolo intestino in particolar modo, ma non solo nel piccolo intestino, anche nel grande intestino, può essere attraverso l'evoluzione profonda la formazione di una stenosi, cioè di un restringimento. Quando il restringimento non è più infiammatorio, perché in tal caso i farmaci possono funzionare, lo stesso cortisone funziona, oppure i farmaci biologici funzionano, a quel punto la stenosi può andare incontro soltanto o a un trattamento endoscopico, se è in una zona raggiungibile dallo strumento e se la stenosi non è particolarmente estesa, oppure a un trattamento di tipo chirurgico, che è per lo più una resezione della stenosi, e se le stenosi sono breve, per risparmiare, poiché spesso nella malattia di Crohn l'intervento è negli anni successivi ancora necessario,
usare nelle forme di stenosi più brevi degli interventi, diciamo, di plastica che servano in particolare a rimuovere solo una piccola parte e a riconfezionare l'intestino in maniera tale che non sia stenosato ma sia nello stesso tempo risparmiato nella sua lunghezza. Gli altri interventi che si rendono necessari quando le terapie non funzionano, perché oggi le terapie con biologiche funzionano anche nelle fistole, sono quando la malattia assume l'aspetto fistolizzante. Di solito, diciamo, gli interventi per le fistole perianali possono, diciamo, anche essere tipo con farmaci biologici, ma se contemporaneamente c'è un'infezione, un ascesso, va prima drenato l'ascesso e spesso messo un settone all'interno del tragitto fistoloso e poi successivamente, quando è guarito, spesso in questa fase si usano anche degli antibiotici, iniziata una terapia biologica. Ma quando non risponde, poi c'è la chirurgia. E c'è la chirurgia specialmente se le fistole non rispondono quando non sono con la cute, ma quando sono tra l'intestino e l'intestino, specialmente se sono fistole che bypassano ampi tratti dell'intestino, oppure sono fistole con organi rilevanti come la vescica o l'utero. Quindi, diciamo, in questi casi, se, diciamo, non vi è una risposta, oggi anche queste forme di fistole, se sono piccole e non portano grandi infezioni, possono anche essere trattati e con farmaci biologici e antibiotici, altrimenti, diciamo, anche qui c'è la chirurgia, stiamo parlando di malattia di Crohn. Nella colite ulcerosa purtroppo invece l'intervento è più radicale, si ricorre meno, ma quando si ricorre, e questo avviene nelle forme molto severe che non rispondono alle terapie, oppure nelle forme che non hanno, diciamo, alla fine perdono la risposta e la malattia non riesce a essere controllata, significa rimuovere tutto l'intestino, il grande intestino e il retto, quindi fare la proctocolectomia. In una fase successiva alla proctocolectomia viene inizialmente confezionato un'ileostomia transitoria, si riforma una piccola, diciamo, ampolla rettale con il piccolo intestino e successiva si riattacca il piccolo intestino a questa ampolla che si ricollega all'ano. È quello che si chiama intervento di ineo-anal pouch. Come le dico, un intervento molto, diciamo, complesso, ma che in buone mani dà dei grandi risultati e ha un vantaggio per quanto riguarda i pazienti con la colite ulcerosa, che la colite ulcerosa, essendo confinata al retto e al colon, viene in qualche modo, tra virgolette, guarita completamente, al contrario dell'intervento sul Crohn, che molto spesso, diciamo, è un intervento che funziona per quel tratto ammalato, ma che poi non mette al riparo tutto il resto dei vari tratti che possono essere interessati dalla malattia di Crohn, che molto spesso è un intervento che spesso può anche essere necessario ripetere. Ci dovrebbe essere un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, chi è, da dove chiama intanto? Buongiorno, sono Bartolomeo, telefono da Padova. Prego. Ecco, io volevo chiedere ai professori un quesito. Io praticamente sono affetto da rettocolite ulcerosa in fase di remissione. Dopo la seconda volta, ho fatto 2 coloscopie consecutive, e già alla prima coloscopia mi hanno detto che potevo sospendere la mesalazzina. Alla seconda coloscopia, sempre in fase di remissione, a parte qualche episodio così durante l'anno leggerissimo, mi è stato consigliato di riprendere la mesalazzina, 2 pastiglie da 800 mg, per come dire, protezione per eventuali problemi che si possono seguire, tipo, non so, colon, cioè come prevenzione al colon retto. Ecco, questa informazione mi ha fatto pensare, vuol dire che, è importante per me prendere mesalazzina a vita. Questa è la mia domanda. La sua domanda, dottor Caruso, vuole rispondere lei? I colleghi che le hanno suggerito di proseguire con la terapia le hanno detto sicuramente una cosa corretta, perché anche se la malattia è in remissione c'è una microinfiammazione a livello istologico che persiste, anche se in maniera non dannosa per l'intestino.
Ma la mesalazina sostanzialmente ha due azioni, una antinfiammatoria, ma l'altra, che è estremamente importante, e noi suggeriamo per questo di proseguire sempre con la terapia, è quella che riducendo l'infiammazione si riduce il rischio di cancro del colon retto, come lei ha attentamente detto, che è una patologia che complica queste malattie che hanno un lungo decorso. Quindi chi ha suggerito di proseguire ha detto una cosa estremamente corretta. Ecco, il nostro tempo a disposizione sta terminando. Chiedo al dottor Caruso velocemente, davvero velocemente, di dirci, anche per dare un po' un'aspettativa, una speranza a chi soffre di queste patologie, se ci sono terapie nuove all'orizzonte. Sicuramente ci sono terapie nuove, sono tante, e sfruttano meccanismi diversi di blocco dell'infiammazione. Alla fine degli anni 90 avevamo soltanto l'Infliximab, che è il farmaco che blocca l'anti-TNF-alfa. Oggi abbiamo diverse famiglie di farmaci, abbiamo le anti-interleuchine, che bloccano il movimento dei globuli bianchi verso il sito dell'infiammazione, abbiamo le anti-interleuchine che bloccano delle proteine che sono responsabili del processo dell'infiammazione, e poi abbiamo una novità che abbiamo a disposizione da un annetto e che è molto promettente, sono le piccole molecole, cioè non sono anticorpi, ma sono dei farmaci creati in laboratorio, quindi con la biochimica, che bloccano l'infiammazione a livello del nucleo della cellula. Ma il vantaggio di questi farmaci è che possono essere assunti per bocca, quindi non è necessario la flebo o la puntura sottocute. Quindi un panorama, direi, estremamente promettente per i pazienti che soffrono di queste malattie. Benissimo, io vi ringrazio moltissimo, perché mi pare che siate stati non solo chiari, ma abbiate dato anche delle ottime risposte naturalmente ai nostri telespettatori, che si sono dimostrati molto interessati. Allora, grazie al dottor Stefano Benvenuti, direttore dell'unità di gastroenterologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, al dottor Antonino Caruso, responsabile invece dell'ambulatorio malattie infiammatorie croniche intestinali. Grazie a entrambi. Questo spazio dedicato alla salute termina qui. A me non rimane che rimandarvi ai telegiornali di questa sera e augurarvi un buon pomeriggio. Arrivederci.